Sono Cristina Pavesi. Mi definisco una ragazza timida, dolce, con la testa sulle spalle, ma sempre attiva ed entusiasta della vita. Sono molto legata alla mia famiglia, soprattutto a mia zia Michela, la sorella di mio papà, con la quale trascorro molto tempo e mi confido sempre. Le mie due più grandi passioni sono l'arte e il teatro. Infatti, dopo la laurea, il mio sogno è quello di studiare al DAMS di Bologna. Dopo aver terminato il liceo classico, mi sono iscritta all'Università di Padova. Sono vicina alla laurea e oggi, 13 dicembre 1990, sono andata all'università per incontrare il professore, relatore della mia tesi di laurea, per sceglierne l'argomento. Il colloquio è andato bene, il professore è entusiasta del mio percorso accademico. Una volta finito, ero contenta e sono andata alla stazione per prendere il treno, che in questo momento mi sta portando a casa. Non vedo l'ora di poter dare la notizia alla mia famiglia. Non riesco a smettere di immaginare il giorno della mia laurea, alla festa che farò con i miei parenti e alla gioia e alla soddisfazione di mamma e papà. Il 13 dicembre 1990 Felice Maniero, boss della Mala del Brenta, a capo del suo comando, assalta un portavalori delle poste. La banda lo ferma all'altezza di Barbariga di Vigonza, perché in quel punto i treni iniziano a rallentare. Maniero e i suoi uomini, con un passamontagna sul volto, dopo la sparatoria con la polizia ferroviaria, decidono che è meglio usare qualcosa di più potente. Piazzano del tritolo per spezzare in due il vagone blindato. Ma al momento della deflagrazione dell'ordigno, alle 18:30, in quel punto stava passando un altro treno, quello sul quale viaggia Cristina, che muore sul colpo a soli 22 anni. Nella foga del momento la banda riesce ad impossessarsi del bottino di 6 miliardi di lire per poi sparire nella campagna veneta. Sono Michela, la zia di Cristina, e vi posso dire che i suoi sogni resteranno imprigionati lì, tra le lamiere roventi e le urla disperate di chi cerca di mettersi in salvo. Per lunghissimi anni i magistrati che si occupavano del caso negavano che si potesse parlare di vittima di mafia, perché, secondo la loro lettura, in Veneto la mafia non esisteva. Alla fine, dopo anni, la banda di Felice Maniero è stata condannata per associazione mafiosa e la Mala del Brenta è stata assimilata a tutti gli effetti alle altre mafie. Però io e la mia famiglia aspettiamo ancora giustizia. Ho perdonato Paolo Pattarello, uno dei membri della banda di Felice Maniero, dopo avermi confessato che ciò che l'ha tormentato in tutti questi anni di carcere è stata proprio la morte di Cristina. Non avevano pensato che ci potessero essere delle vittime. Credo fortemente nelle istituzioni e nei valori espressi dalla Costituzione. Credo altrettanto fortemente nell'impegno del singolo. Cristina è seme di speranza e per me rappresenta la forza di andare avanti.